Non c'è luce, non c'è gas, anche qua non c'è acqua calda, niente di qua. Saletto di Breda di Piave, via Bovon. Da giovedì un gruppo di 14 migranti è stato spostato qui da Treviso, dai centri di accoglienza di Civico 1. Dal 31 ottobre sono infatti state svuotate le strutture gestite da enti e associazioni che hanno deciso di non partecipare al nuovo bando indetto dalla prefettura, ma i richiedenti asilo hanno trovato al loro arrivo una brutta sorpresa: niente luce, gas, acqua, nottate al freddo e niente acqua calda. Acqua calda è solo acqua fredda. Il riscaldamento? Niente qua. Non possiamo lavare di acqua fredda perché adesso sai che è freddo. Noi dobbiamo vivere fino al lunedì senza doccia. Io voglio continuare la mia scuola, ma loro mi hanno portato qua, veramente mi diceva per stare qua, per voler stare a Treviso per continuare la mia scuola. Io non posso venire con bici, qua adesso è scuola e basta questo momento. In paese la loro presenza, ma anche la situazione in cui si sono ritrovati, è stata subito evidente. Da giovedì sera hanno iniziato, penso, dei ragazzi indiani e dopodiché ieri hanno iniziato nordafricani e altri non so di che nazionalità. Ecco, quindi li vedete andare su e giù? Sì. Vengono anche qua al bar? Sì, no, per quello anche consumano, poverini. Vengono a farci aiutare praticamente. Dai garage spuntano i cavi dei generatori che la cooperativa di Carbonera, che ha in appalto il servizio, ha fatto portare d'urgenza, anche se il tempo per fare le cose con calma ci sarebbe stato, visto che da mesi si sapeva che l'immobile sarebbe tornato a ospitare richiedenti asilo. L'Enel ha ritardato per motivi che non conosciamo, tecnici loro, leggermente in avanti l'attivazione delle forniture di luce e gas. E anche a causa del festivo che era il primo giorno dell'accoglienza. E abbiamo sollecitato e da oggi pomeriggio la luce è arrivata e dalla settimana prossima, da lunedì, attendiamo il tecnico per il gas. Nel frattempo si è cercato di tamponare con generatori e coperte in più. Anche la Caritas si è messa a disposizione, ma non abbiamo usufruito perché non c'è stato necessitato. Nel caso in cui si fosse prolungato per caso questo problema, abbiamo avuto l'assistenza della Caritas che ci supporta, insomma.